L'Udinese Club Friuli ha festeggiato il suo quarto compleanno giovedì scorso in un noto locale di Castions di Strada. Festa, balli, canti accompagnati dai piatti tipici friulani fino oltre la mezzanotte. Tra gli ospiti invitati Bruno Pizzu, l'indimenticata voce del calcio in Rai, Valerio Bertotto, storico capitano della prima Udinese targata Champions League, e una rappresentanza della neocostituita nazionale di calcio amputati, l'anno prossimo impegnata nella fase finale del campionato del mondo in Messico, dove onorerà l'impegno dopo il quinto posto ottenuto le settimane scorse agli europei di Istanbul. A fare gli onori di casa il presidentissimo Renato Tondon. Noi facciamo il massimo per centrare sempre l'obiettivo, dopo qualche volta lo centri, qualche volta no, però insomma diciamo in linea di massima sì, 170 presenti non è un numero da niente, insomma, ecco. Senti, grande successo ma soprattutto grande voglia di Udinese. Ma adesso con l'avvento di Oddo, insomma, le cose stanno un po' cambiando, noi eravamo presenti anche a Crotone, sì, c'è aria di novità, insomma. Ecco, aria di novità positiva perché bisogna dare un po' una rinfrescata. Era ora, insomma, di dare una rinfrescata, anche perché, come ho detto prima in un'altra intervista, Del Neri andava cambiato, ma non perché andava cambiato perché le aveva provate tutte probabilmente e non sapeva più che pesce pigliare, insomma. Perciò sono contento, insomma, che è arrivato Oddo, un allenatore giovane, sicuramente io lo vedo che farà molta strada Oddo. Parliamo un attimo del tuo club, che iniziative ci saranno da qui a fine anno? Da qui a fine anno c'è questa che ci ha portato via tanto, poi c'è la trasferta, abbiamo fatto la trasferta di Crotone, siamo appena rientrati, adesso faremo la trasferta a Milano con l'Inter. E poi noi come Udinese Club faremo la cena dell'ultimo dell'anno, la faremo lì a Corno di Rosazzo, perciò insomma siamo abbastanza attivi. Insomma. Allora buon 2018! Buon 2018 al club e a tutti i tifosi dell'Udinese.